Terzo anno e secondo anno al Festival di Venezia, quindi è un percorso ormai che inizia a essere, in cui si iniziano a vedere i frutti, perché è una semina che, come tutte le cose fatte bene, che richiede un tempo. Oggi finalmente iniziamo a vedere, a raccogliere i frutti di questa collaborazione, prima passata in televisione con uno spot, il secondo anno ancora, e adesso siamo di nuovo al Festival di Venezia con una forza di promozione ancora più, come dire, più importante. Quindi farò da Caronte a questo viaggio che il Conegliano Valdobbiadene fa all'interno di un mondo che io ovviamente conosco bene, e sono onorato di essere io, come dire, il trade union, il passepartout verso questo mondo fatto di sogni, che è un po' quello, secondo me, anche molto legato alla produzione di un'eccellenza così, un territorio molto particolare, patrimonio dell'UNESCO, e questo è un'eccellenza che richiede uno sforzo incredibile, quindi è proprio un sogno che viene realizzato, e quindi il binomio cinema e Conegliano Valdobbiadene penso che sia perfetto.